Bene, bene. Qui abbiamo un ospite veramente bella, che dire bella è dire poco. Bruno. Valentina Vendrame. Ciao Valentina. Ciao, ciao Bruno, grazie mille a tutti quanti. Bruno, troppo gentile, troppo è un eufemismo. Guarda, io sto facendo, grazie a Veneto Globe, una serie di trasmissioni e questa è la seconda parte della serie di trasmissioni riguardanti alla pandemia che stiamo vivendo in questo momento. Però non voglio parlare in negativo, voglio parlare in positivo. Ed ecco perché la seconda parte di questa serie di trasmissioni vuole iniziare con l'arte, con le belle donne, con il sole, con il sorriso, con un quadro straordinario che vedo alle tue spalle. E che è quello Vari lì? quadri. Beh, Vari questo, quadri. questo è un tributo che ho fatto al Diabolic. Ecco Questo perché è Diabolic tu e sei, Eva, tu sei Kant. un amante di Diabolic. Sì, Diabolic, Lupin, io sono molto amante dei fumetti. Ma non era Eva l'amante di Diabolic? Certo, Ah, queste c'è lei che non è vestita, lui è vestito, quindi lui è mascherato, lei no. Se tu allora, noti, c'è una mano di Diabolic che le tiene la testa, ah, quindi lui è, diciamo, lei guarda negli occhi lui guarda negli occhi lei. Questo e, amore è un po' che si c'è e non c'è, vedo o non vedo, nascosto dietro una maschera, solo gli occhi parlano, gli occhi Bruno dicono tutto e, e là non e- dico più niente io. ecco, tu stai indietro perché altrimenti ti vedo a metà. Allora, e tu come ti sei infilata come amante dentro a questa... Ti sei... Allora, io principalmente, beh, ho fatto anche questo che è un tributo a Crepax, è la Valentina di Crepax. Ah, Valentina perché il ma, nome ma ri- è così? È così? È così? Sdraiata? lei si sta guardando in alto, non si Ah, ecco. capisce cosa stia guardando, cosa stia pensando. Questo mi piace molto. Diciamo, io mi rifaccio un po' i personaggi, poi li elaboro anche un po' a modo mio. Però mi piace il senso che possono dare un po' del Ecco, immedesimarsi, no? In io, loro. io vedo, cioè, nella fantasia di un artista che è come Valentina, vengono fuori delle opere bellissime. E Valentina, voi la vedete così bella, però lei si alza presto al mattino, va a lavorare, fa un lavoro anche abbastanza impegnativo e finisce alle 6 di sera e torna a casa, guarda le sue bambine, trova il tempo Bravo. per rilassarsi un attimo Cerco di di fare fronte ai meglio suoi che posso. quadri, pittura. Sei veramente grande, Valentina, sai? Bruno. Cerco di fare come meglio posso, come possono fare un po' tutti, chi vuole mettere insieme famiglia, lavoro, passione. Poi al giorno d'oggi bisogna prenderle anche in modo positivo, positivo. Oggi il termine positivo è anche un po' brutto perché bisogna stare lontani dalle persone positive, ci Ah, dicono. sì. Quindi sinceramente io dico con lo spirito positivo, perché siamo già accerchiati da malumori, rabbia, perché dicono andrà tutto bene, però mi sono accorta attorno a me che questa situazione sta tirando fuori molto la rabbia delle persone. E posso capire perché bisogna anche un po' mettersi nei panni delle persone perché si trovano in difficoltà, tolta la libertà, cioè un conto se decidi tu di stare per i fatti tuoi, un conto è quando sei costretto a tenere un determinato comportamento perché te lo chiede qualcuno. Però se lo fai per il bene degli altri, lo fai con meno peso. Se lo fai perché inizi a capire, a non capire più cosa c'è realmente, cosa ci sia vero, cosa non ci sia del vero, quando iniziamo a farci delle domande, allora la gente inizia un po' a dire è vero, non è vero, che virus, che questo, che quella, cosa sta succedendo realmente. Allora alcune persone lo prendono più, in modo più filosofico, altre persone lo prendono male, altre persone lo stesso accettano la situazione e vanno avanti, altre invece sono rabbiose e possono arrivare anche a atti un po' più estremi, diciamo. È un periodo un po' così, quindi credo che in mezzo a tutto quanto bisognerebbe un po' staccare con qualcosa di bello, di positivo per la gente, cercare di incutere nelle persone un po' di solidarietà, conforto, sicurezza, che la gente questo gli manca, sta perdendo al giorno d'oggi la sicurezza, ciò che ha sotto i piedi. Quando ti toccano nelle tue fondamenta, nei tuoi diritti, nel tuo lavoro, nelle tue sicurezze, lì ledi proprio la persona.
stessa. Quindi questo porta all'insoddisfazione generale che c'è e che spero si plachi piano piano. Spero che le persone riescano a controllare certe situazioni, a controllare se stessi e giustamente a battere dove che è il loro diritto. Cioè, è la contrapposizione tra quello che è nel loro diritto e quello che devono sottostare. Non è una bella situazione, però bisogna cercare di prenderla nel miglior modo possibile, perché sennò va a finire che lede anche della psicologia delle persone e quello bisogna almeno essere lucidi lì. Certo, allora tu vivi questo momento, questo chiamiamolo brutto momento, Sì, da collaboratrice dipendente di una bella sì, azienda che io sì, sono molto conosco. io devo ritenermi fortunata dove Possiamo sono anche perché dire il nome, sai, possiamo certo, anche dire il nome. Maschietto Verniciature a Maschietto Topè, Verniciature, che son conosco da medegnano. tanti anni perché era uno degli sponsor del basket quando io ero presidente della Pier Vigor. Giovanni, Eh, io devo essere adesso con tutto quello che si può dire, però io devo ritenermi ancora fortunata a trovarmi il lavoro lì. Sebbene siamo in cassa integrazione, però anche l'ultimo stipendio lui è sempre una persona molto più sempre stato Perciò tu preciso. sei una persona fortunata. Sì, io mi La ritengo vivi fortunata. la vivi da artista perché Sì, vivi anche il momento degli artisti. Tu però non ti certo, sei arresa, tu lavori, il tuo lavoro principale è certo. quello, posso dire ti fai il culo nel lavoro Cerco perché di impegnarmi anche là perché perché non sei voglio una dare niente perso per scontato. perché sei una persona che ha il buon Ecco, senso e vivi anche la delicatezza del momento per gli artisti, perché ci sono tanti certo. artisti che vivono del loro lavoro e che non hanno altro sostegno e in questo momento sono chiusi fuori, Eh sì, musicisti, eccetera. E lo vivi anche da mamma. eh E sì, proprio le su mie figlie a questo casa. argomento vorrei che tu mi facessi delle considerazioni, come vivono, i bambini, le tue bambine, come Beh si guarda, trovano a vivere le mie questa figlie chiusura in casa? allora ci sono dei momenti in cui gli mancano i loro compagni di scuola, devo esser sincera. Però sono molto brave perché si sono adattate, ma adattate senza neanche un giorno di a lamentarsi. Adattate a questa situazione, quindi prendere il computer, guardare, parlare, l'insegnante: "Mamma mandiamo l'email, mamma adesso mi arrangio questo, questo". Cioè, sono entrate in un mondo talmente veloce, e anche il fatto di non poter uscire, di sottostare alle regole, che invece l'hanno preso in modo bene, positivo, perché comunque sentono i loro compagni, li vedono in video chat. Anche la mia figlia più piccola ha l'applicazione, quindi si vedono. Hanno il modo di parlare anche con gli insegnanti, perché comunque gli insegnanti sono anche, bravi, gentili, disponibili, passano anche a si è tutto cioè rendono veramente tutta la situazione, molto tengono i ragazzi proprio a loro Fluida, sì, agio. molto sì. Sì, poi giustamente per loro è una cosa nuova, però, credevo veramente che le mie ne soffrissero un po' di più, abituate comunque a stare in mezzo alla gente, perché sono 2 bambine solari, 2 bambine che gli piacciono stare anche a scuola quando, è ora di andare a prendere, loro starebbero ancora lì per giocare. Ah, ma anche con le insegnanti stesse, cioè loro hanno un bellissimo rapporto. C'è questo bellissimo rapporto tra alunni e insegnanti che è una cosa stupenda, anche perché loro, devo essere sincera, stanno peggio quando stanno a casa da scuola che quando sono a scuola. Cioè: "Mamma siamo ancora a casa, vogliamo andare a scuola, vogliamo andare a scuola". Sì, Bene, bene, per dirti. positivo, E positivo. anche qua: "Sì mamma siamo guarda che forte, guarda qua siamo mamma". Adesso l'altra volta erano "Adesso prepariamo la pasta asciutta". Allora un saluto: "Adesso noi andiamo a mangiare la pasta", hanno messo giù, no, però viene una cosa un po' un dialogo anche simpatico, no, anche con Bene, gli allora insegnanti. Vale, bene, mi fa piacere Sì. questa Tenete situazione duro, posi mamme tenete duro, e anche voi ragazzi. ecco vedi, questo è un messaggio che mandi a tutte le mamme: tenete Sì, duro. sì. Ehm, Però, in chiusura io vorrei che tu mi parlassi del nuovo progetto, dell'etichetta. Stai facendo un'etichetta? Cosa stai combinando? Allora, io collaboro presso la cantina Cadiraio di San Polo. Saluto la mia cara amica Sandra De Giusti, che sarebbe la titolare, lei e il marito, è un'azienda familiare. E mi hanno dato questa opportunità perché, vabbè, io li ho conosciuti dopo la mostra che avevamo fatto, ehm, con Vittorio Sgarbi, "L'arte vale il tuo sorriso". Cioè io già li conoscevo perché avendo avuto una pizzeria, quindi i vini col già col ristorante li conoscevo i loro i vini della Cadiraio. Sono entrata più in collaborazione con loro perché durante il giorno, sì, in estate, ogni 1 o 2 volte l'anno fanno questi eventi dove gli artisti
sotto le vigne, dipingono, creano etichette, creano cassettine, portabottiglie di vino, una cosa bella, perché all'azienda piace comunque valorizzare l'arte e metterla all'interno anche dei loro vini. È successo per caso che ho fatto questi disegni di Lupin e insomma sono piaciuti talmente tanto che la signora mi ha chiesto: "Vale, piacciono, puoi farmene per la cantina? Le possiamo fare?" Le abbiamo fatte così per scherzo, io ho cominciato a farle, le disegnarle, no. Questa è quella che ho fatto nuova in diciamo, in tributo, in onore del Covid-19, coronavirus 2020 ed è il nostro Gamon con la mascherina. Adesso sto facendo tutta una serie di Lupin con la mascherina, quindi a tributo in onore, è una serie Bene, limitata. bene, Abbiamo mi sì, presenterai poi anche certo, questi tuoi amici e beh, io ti ringrazio perché tu sei un vulcano e i tempi sono abbastanza limitati, però ci incontreremo ancora, magari coi tuoi certo. amici faremo qualcosa Ti farò insieme. vedere i miei progressi con le etichette che lavoro, che Okay, le consegno sempre lì, il lavoro che va avanti e niente, questo è quello che faccio, la mia passione mi porta ad andare avanti e quello che posso, se faccio con quello che so fare, riesco a fare qualcosa di bello, ben venga, qualcosa di buono ancora di più. E niente, questo è il periodo, bisogna adattarci Vale, e vorrei basta. farti tante domande, ma, dobbiamo finire qui, Tranquillo, dobbiamo salutarci è stato un con piacere. è stato un piacere mio, Vale. È stato ma però non mi ero mai accorto che tu avevi, lo strabismo un po' di Venere. Ah Però, sì? madonna, almeno in televisione c'è vabbè, vabbè, vabbè. Un abbraccio, Vale. Venere di Botticelli. Era una dea. Ciao Vale, un Ciao abbraccio Bruno, a tutta la tua grazie. famiglia. Ciao. Ciao, 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 ciao. grazie.